Forse è l'unico modo per poter arginare eventuali problemi ed eventuali future chiusure, quindi ne prendiamo atto e speriamo di riuscire a controllare meglio. Anche visto il sabato scorso che è stato molto impegnativo far rispettare le leggi a tutti quanti. Ve l'aspettavate, insomma, una stretta in più? Sì, era inevitabile appunto visto cosa è successo in tutto il Veneto ma anche in tutta Italia questo weekend. Una stretta che risulta inevitabile e aspettata, quella di imporre la consumazione ai bar solo da seduti a partire dalle 15 fino a chiusura alle 18, anche per gli esercenti stessi, testimoni del popolo che nel weekend ha affollato le vie del centro, nonostante avanzino proposte alternative per poter arginare la diffusione del virus. Siamo rassegnati. La farei il sabato o la domenica io, ecco. Quindi solo il sabato e la domenica perché C'è l'assembramento. Lo sapevamo già la settimana scorsa che nel momento in cui si diventava zona gialla la gente sarebbe uscita, la gente sarebbe andata al ristorante, la gente sarebbe andata al bar perché la gente ha voglia di stare insieme. Ci sono le possibilità, ci hanno raddoppiato i plateatici, possiamo tranquillamente lavorare, l'unica cosa è che dobbiamo allungare i tempi perché sennò ovviamente tutta la gente alle 6 del pomeriggio sarà a prendere l'aperitivo. E proprio a proposito di plateatici e spazi esterni, l'assessore rinnova la volontà di andare incontro ai commercianti. Dopo una certa ora consentire la consumazione solo seduti, evidentemente sarà a nostro carico cercare di far sì che i costi dell'occupazione di suolo pubblico e quindi delle sedute non gravino sugli imprenditori.